Mister, partirei dall'immagine finale subito dopo il triplice fischio. Le tue ragazze, stremate dalla fatica, si accasciano al suolo, hanno davvero oggi dato tutto, grinta, determinazione. Come hai visto la partita? Sono state meravigliose, sono state bravissime, sono state in gara per 90 minuti. Con l'atteggiamento, la voglia, la grinta, la consapevolezza di dover fare una grande partita per riuscire a star dietro comunque a una squadra che era la capolista, è la capolista, che come ho detto in settimana non c'entra nulla con la categoria, ma abbiamo dimostrato per l'ennesima volta che se noi siamo queste qui, noi veramente possiamo portare via punti a tutte. Io lo dico da sempre, 2 anni che lo dico, quest'anno pure, lo dicevo anche quando ci allenavamo in 12 e avevamo tante mancanze, adesso che le stiamo recuperando ci credo ancora di più. Questa è una squadra che ha qualità per poter far punti con tutte. Poi le partite chiaramente a volte sono più in comando, a volte sono più difensive, però devi anche saperti difendere, devi anche farlo con attenzione, non puoi sbagliare nulla. Le ragazze sono state bravissime, poi devo anche dire che comunque abbiamo avuto anche delle situazioni nostre. Mi ricordo ad esempio per anche le ultime due avute all'ultimo minuto praticamente. La squadra ha fatto una bella partita, le 11 che hanno giocato, chi è subentrato, chi è rimasto fuori voleva vincerla, ha incitato le compagne ogni secondo della gara, chi era in tribuna le sentivamo pure. Questo perché siamo un grande gruppo e sono veramente molto molto contento per tutte loro e per tutto lo staff. Cosa hai detto all'intervallo alla squadra che è rientrata in campo davvero bene, ancora meglio rispetto al primo tempo, giocando il pallone di più, palleggiando di più e mettendo in difficoltà la Ternana? Sì, in realtà poi nel primo tempo, quando poi è diventata una partita un pochino più sporca, abbiamo perso qualche seconda palla, abbiamo perso qualche duello aereo e purtroppo non te lo puoi permettere perché contro queste squadre, quando magari tu perdi la seconda palla, quando vincono il duello aereo, ti fanno correre di nuovo indietro. Secondo me nel secondo tempo noi abbiamo corso in avanti, abbiamo recuperato anche dei palloni, molti di più rispetto al primo tempo, però c'è stato il sacrificio e la voglia da parte di tutte e quindi quando c'è questo atteggiamento io sono sempre molto molto tranquillo e io durante la gara sinceramente ero tranquillo perché le vedevo in partita e so che quando siamo in partita veramente, lo ripeto, non smetterò mai di dirlo, possiamo vincere con tutte perché siamo una squadra forte che abbiamo diciamo voglia di fare benissimo fino in fondo, ecco. Grazie, complimenti.